Massimo! Massimo, 2 sono qua. 7. 7. Guarda quanto sono. Faccio mettere. Là dovrebbero essere 4. Che conta? Ci sarà del sud italiano se c'è. Scusami, non te ne ha fatti problemi che... Non te ne ha fatti problemi che il portiere vostro è pure giallo? No, a posto, vicino, vabbè. C'è il portiere, non può fare. Sì, cerchiamo. Appena comincia a parlare... Ancora siamo silenziati, giusto? No? Praticamente quella che c'è in più è col buco. Era sabato contro Noatichis. Non è sabato contro Noatichis. Si abbassa. Sì, contro Noatichis come hai un battino. Buon pomeriggio a tutti amici qui dal Tocha Stadium di Palermo e benvenuti alla gara che vale per la 17ª giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5. Benvenuti a Merlo Calcio 5 contro Ficarazzi. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Partita importante per entrambe le squadre che si riaffrontano in questo torneo di C1 dopo la doppia, anzi quadrupla sfida della scorsa stagione. Qua vediamo i ragazzi di Mister Gallo pronti in posa per fare una foto in ricordo di questo pomeriggio. Andiamo quindi con la lista proprio dei convocati di Mister Gallo, con in porta Taormina e Costanza, poi Bonfardino, Finazzo, Condori, Rizzuto, Molinaro, Bongiovanni, Girgenti, Di Cara, La Spisa e Marco Molinaro a chiudere il cerchio per Mister Gallo. Dall'altra parte invece abbiamo visto anche in apertura le foto fatte ai ragazzi di Ficarazzi, Messina e Adinolfi in porta, poi Crivello, Zangara, La Targia, Zico, Riesi, Parisi, Marchese, Coma, Fusama e Di Chiara per chiudere anche qui la lista dei 12 convocati. Nel mentre che la partita sta per cominciare, ricordiamo anche i due direttori di gara, il signor Tullio Graziano della sezione di Ragusa che aggira qui sotto la nostra postazione e Pietro Bennici della sezione di Agrigento che invece aggira dall'altro lato, cronometrista il signor Marco Fiorino della sezione di Palermo. Pronti per iniziare, primo possesso per il Merlo Calcio a 5 con la Merlo, la discussione sul genere della squadra rossoblu, un tema aperto a tutti gli appassionati di futsal, che attaccherà da destra verso sinistra il vostro schermo in questo primo tempo. Maglietta rosa-nera, anzi più nero-rosa per i ragazzi di Mister Gallo. Ficarazzi invece con il solito completino bianco con inserti blu attaccherà dall'altro lato, da sinistra verso destra per questo primo tempo. Di Cara, ottimo impatto per lui nella gara di 2 settimane fa qui al Tocha, poi riprende subito palla. Il Ficarazzi ci ha provato qui con Carmelo Parisi, miglior marcatore anche della stagione ficarazzese fino a questo momento, una stagione complicata, neopromossa il Ficarazzi grazie al percorso in Coppa Sicilia, finalista dell'ultimo torneo di Coppa Sicilia, ovviamente di categoria Serie C2, il Memorial Nino Corsino, dove l'anno scorso aveva guadagnato l'accesso alla Final Four. Nei quarti aveva proprio battuto la Merlo, che si era ben distinta comunque al corso del campionato con la vittoria di quest'ultimo, la promozione in C1. Ancora Di Cara, può giocare il numero 20, va verso il lato di Condori. Condori aspetta, c'è Molinaro,
continua a girare il 9, il tiro poi di Molinaro, subito a rispondere a quello precedente di Parisi. Messina rimette senza particolari problemi il pallone in movimento, c'è il numero 11 Marchese che serve Parisi, esce Taormina, ma prima di tutti Bongiovanni. Non si sono capiti qua capitano e vice capitano, formazione nero-rosa oggi. Pallone per Parisi, subito il flash di Poma, bravissimo Taormina. Ancora Parisi, ancora dietro, prova conclusione subito, Crivello viene fermato da Di Cara che fa un ottimo intervento, ancora il numero 20, aspetta, poi si riappoggia a Bongiovanni. Gara viva in questi primi istanti di gara. Di Cara, ancora lui preferisce appoggiarsi a Bongiovanni, con calma il numero 10 trova Mario Molinaro. Di Cara prova a imperversare lì a destra, Molinaro, ottimo il passaggio per Condori, Molinaro, grande giocata qui, Merlo pericoloso, contento Mister Gallo, però non apprezza poi magari qualche leggerezza lì dietro. Figuerazzi che è andato vicino più volte al tiro e anche alla rete in questi primi istanti di gara. Riprende palla la squadra ospite, ancora lì sulla destra con Poma, la giocata di Poma che sul secondo palo trova Parisi che appoggia dietro per Crivello. Non era mai finita questa azione, Merlo un pochettino statica in questa particolare occasione con il destro di Poma che era più un servizio per Parisi sul secondo palo, anzi più che per Parisi, per il numero 11 Marchese. Riprende palla adesso Parisi, prova ad andare lui, aspetta e poi accetta il retropassaggio, ancora Marchese sul sinistro, appoggia dove c'è Parisi, insiste il 10 Poma al centro, trova ancora una volta Taormina, può andare Condori, prova un americano ad inventarsi qualcosa, un passaggio per Di Cara, apre campo Condori, ancora il 20, va sul destro, prova il tiro, fuori, chiede scusa Di Cara magari a Condori perché voleva un pallone al centro dell'area di rigore. A terra invece Carmelo Parisi, come dicevo, il miglior marcatore di una stagione per ora sfortunata per il Ficarazzi. 57 gol segnati, 3 in più della Merlo, ma al tempo stesso 95 gol subiti, peggior difesa. Inoltre il Ficarazzi non ha mai vinto in trasferta in queste prime gare. Pallone ridato adesso alla Merlo, gira il pallone Molinaro. Di Cara, Facciamo quel movimento. Vieni Paolo. Bongiovanni, Di Cara, ancora il 20, insiste Di Cara ma viene fermato su quella linea da Crivello, poi il tiro Bongiovanni fuori misura, la conclusione del numero 10 che comunque prova anche a ottenere qualche sguardo di intesa con la panchina. Ancora nessun cambio, siamo solamente nelle prime fasi della gara per la Merlo. Per il Ficarazzi invece Poma qua prova subito a cercare Marchese, dicevo per il Ficarazzi in cambio è entrato Zito al posto di Parisi che ha ricevuto quel colpo e quindi ha preferito momentaneamente lasciare il posto al numero 8 Di Cara. Lì sulla destra viene fermato, allora ancora Condori dall'altra parte del campo, dopo il passaggio di Bongiovanni ritorna al 10, ancora il capitano prova con la suola ad aumentare il suo baricentro, a guadagnare qualche metro. Ora Condori insiste, apre per Molinaro, ancora Molinaro al centro, la parata non è del portiere, del difensore. Sono due Crivello che addirittura stava servendo Zito. Taormina poi trova subito Di Cara, ancora Di Cara fermato da Marchese, grande giocata il numero 11 Zito,
aspetta, Giochiamo, se non c'è non numero 8, voleva forzato questo pallone Poma, poi ancora Zito, si addormenta un pochettino Molinaro, corre come un forsennato in quella parte di campo, Girolamo Zito, dietro verso Marchese, ancora Poma, il controllo, Poma prova a girarsi, Poma fermato, la può andare Condori, ancora il numero 7, prova a insistere Condori, grande corsa che però si conclude con un nulla di fatto. Miguel Condori, l'anno scorso trascinatore della Merlo con 17 gol in campionato, quest'anno nonostante la categoria più complicata fatte già 11, attestando il suo valore universale, da universale nella squadra di Mister Gallo. Ancora la scodella di Marchese, Zito riprende palla, gira quindi il Ficarazzi, Condori fermato in primo momento, Crivello chiama in causa Messina, non lo pressa Condori, adesso Di Cara ferma l'avanzata di Marchese, poi Molinaro subito per Condori, controllo con il petto, poi va vuoto, il numero 7 voleva subito di prima intenzione cercare un passaggio, Pom. Appoggia a destra dove c'è Zito, Marchese, Marchese dove c'è Zito, ancora sul dischetto, Zito prova a girarsi, non ce la fa, Di Cara è bravo a stradicargli il pallone, si prende anche un calcio di punizione, bravissimo. Qui Paolo Di Cara con l'aiuto anche di Bongiovanni e Molinaro batte proprio il 9, lo scambio con Bongiovanni, diventa un po' Mario Molinaro, Condori, pallone verso di Paola, ancora Bongiovanni, la parata di Messina, bravo a rimanere reattivo fino all'ultimo, era già a terra, comunque ha aperto la mano sinistra parando sul tiro di Bongiovanni, comunque abbastanza centrato e centrale verso la porta del suo portiere avversario. Condori perde palla, ancora Poma fermato da Di Cara che prova ad andarsene, e allora Molinaro ancora per Di Cara, contropiede Merlo, Di Cara ha avuto l'occasione, poteva anche servire forse Bongiovanni, ancora punge la Merlo senza colpo ferire. Gli applausi del pubblico, dei compagni per Paolo Di Cara, ex Athletic, ha avuto, come dicevo prima, un impatto clamoroso nella gara contro il Sant'Isidoro Bagheria, la gara d'esordio con la maglia della Merlo. Anche l'Agrigento si è fatto ben vedere, adesso vuole confermare il suo rendimento oggi contro il Figarazzi, sbaglia però Di Cara, e allora può andare Poma, ancora Poma, un destro che stava per diventare mortifero per Taormina. Scarica palla di prima, tranquillo, dai. Tranquillizza il suo pupillo Mister Gallo. Allora Bongiovanni, ancora Di Cara, Condori gli viene a dare una mano, poi Molinaro, Bongiovanni ancora sulla sinistra, il 10 liscia Condori, arriva Molinaro, Messina reattivo un'altra volta, anche se Molinaro un'altra volta gliela scaricata di sopra. Bongiovanni, ancora lui, Bongiovanni fermato senza fallo, può ripartire quindi Figarazzi, ancora Poma, mangia il campo Poma, voleva il pallone al centro, fermato da Molinaro, riparte Di Cara, contropiede Merlo, Di Cara dove c'è Condori, non si chiude il triangolo con Bongiovanni. Gara viva, gara bella in questi primi minuti di gara. Entra anche Pietro Di Chiara nel Ficarazzi, si propone già avanti il giovane numero 27 che prende il primo pallone, fermato però subito da Molinaro. Di Cara, Condori, è uscito Marchese per fargli spazio, ancora fuori Parisi dopo l'infortunio inizio gara, poi non si intendono, invece Crivello
Zito, un'altra volta Di Cara, insiste Di Cara, fermato dal numero 8. Qui che Zito è a Riesi, anche lui appena entrato. Poi Molinaro, non va subito al tiro, riprende palla Crivello, può andare il centrale, chiama in causa Di Chiara e allora ricomincia dietro il Figarazzi con Riesi, Zito. 3/4 del quartetto iniziale è stato cambiato. Figarazzi, solo Crivello è rimasto in campo, adesso sbaglia questo passaggio per Di Chiara. Quindi cambi anche per mister Gallo, esce Di Cara, entra adesso il numero 23, la Spisa. Ha segnato il primo gol della parte seconda del campionato per la Merlo e già in ritorno contro il Palermo. Ancora la Spisa, fermato, e attenzione al contropiede del Figarazzi, ancora un Crivello, sbaglia il passaggio, arriva comunque a Zito e poi nel controllo non è preciso, contropiede Merlo, tutti avanti, nero-rosa, Condori al centro, non si chiude lo scambio con Bongiovanni. Bravo Di Chiara a fermare il pallone, colpisce addirittura il palo rischiando un autogol, a terra Zito, attimo di pausa, chiamato anche dal direttore di gara più lontano rispetto alla nostra postazione, il signor Bennici della sezione di Agrigento. Viene chiamato in causa anche lo staff medico del Figarazzi, è rimasto a terra Girolamo Zito. Ricordiamo che già nella prima parte di gara ha avuto un problema Carmelo Parisi, il numero 10 della formazione ospite, il miglior marcatore del Figarazzi in questa prima parte di stagione. Adesso ancora a terra Zito, vediamo qualche cambio di nuovo tra le fila del Figarazzi. È entrato Zangara, espertissimo, centrale calcio 5, Antonino Zangara. Esce Zito, vediamo se in maniera definitiva almeno per questa azione, sì, e rientra Parisi. Lo scambio, il cambio anzi di qualche minuto fa viene scambiato. Allora Di Cara, la Spisa, Di Cara è uscito, Rizzuto, altro cambio quindi per mister Gallo, ancora Molinaro dove c'è Rizzuto, uno scambio con il numero 9. Chiama in causa adesso la Spisa lì sulla sinistra, il trio della Spisa lo ferma senza volontarietà in realtà Riesi. Ancora la Spisa sulla destra, il tiro deviato, c'è comunque Messina e allora Zangara con calma ritorna dove c'è Riesi. Parisi, il pallone lungo, Parisi, Taormina era anche molto fuori dai pali, pronto già a interdire un passaggio lungo. Di calcio a 5 prestato alla porta sicuramente Cesare Taormina, un veterano della Merlo calcio a 5. Rizzuto, il tacco per favorire la corsa di Molinaro, ancora la Spisa lì sulla sinistra, pallone al centro, non lo tocca nessuno. Guarda Messina sta battendo ma c'è uno stop perché è fine prima parte di questo primo tempo. C'è un time out dalla panchina del Figarazzi. 0-0 ancora tra Merlo e Figarazzi, due squadre che si stanno rispettando ma al tempo stesso amano ripartire in contropiede anche se sta mancando lucidità lì davanti, sia da una parte che dall'altra. Non l'ho attaccato perché avevo uno squadra per passaggio, per questo sono rimasto un po' dietro. La panchina Sese, il trio arbitrale sotto la nostra postazione, ci viene un pochettino male magari inquadrarli. I ragazzi di mister Gallo credo che è più facile sentirli che vederli per voi da casa. 0-0 tra Merlo e Figarazzi, ricordiamo 17ª giornata del campionato di Serie C1 che è già iniziata con la gara di San Vito tra San Vito e Akragas prevista per le ore 16.
aspettiamo ovviamente eventuale risultato finale e poi si chiuderà quasi un quarto calcio d'inizio. 3M Athletic Club, bellissima gara, sempre sul nostro canale YouTube Sport Easily TV, a cura di Davide Sgro. Zangara dichiara atterrato, non c'è niente, può andare quindi Rizzuto, chiama palla lì sulla destra, un'altra volta Girgenti, perde troppo tempo forse Rizzuto nel servirlo, Girgenti poi non è abile nel mettere il pallone al centro, il numero 11 appena entrato anche lui, solo Molinaro dei 4 partenti di movimento per Mister Gallo, inizia quindi anche a girare la Merlo in tal senso, corre tanto Riesi, non lo serve però Parisi, lo scambia ancora con Zangara, sempre Parisi, si propone di Chiara, può andare il numero 10, torna da Antonino Zangara, Parisi, sentite come un rullo compressore, Molinaro, rischia Zangara, prova a riprendere palla proprio il 9, che sta coadiuvando i suoi, sta coordinando le operazioni difensive di pressing, che è tutt'altro che difensivo, con una Merlo che sa come esporsi. Ficarazzi un po' in difficoltà adesso a uscire dalla propria metà campo. Di Chiara ci ha provato con un dribbling difficilissimo per la caratura del suo avversario, ovvero Mario Molinaro. 11 reti in campionato per lui, così come Condori. Di Chiara se ne va, Di Chiara! La traversa incredibile! Queste le qualità del numero 27 del Molinaro. Abbiamo elogiato fino a poco fa, poi Di Chiara ha riprovato quel dribbling che ha tentato qualche istante prima. E attenzione, retropassaggio perché aveva già toccato il pallone Tornea durante l'azione. Errore qui da parte del duo arbitrale Codella. Il pallone il signor Graziano credeva che Tormina avesse toccato il pallone, ma in realtà ha toccato la traversa, l'abbiamo visto sul tiro di Di Chiara, molto bello, ma che si è infranto sul legno trasversale. Allora non c'è retropassaggio, in questo caso può giocare la Merlo, piccolo inconveniente, ma il pallone continua a girare qui al Tocia, rischia Rizzuto, Molinaro fermato da Parisi e continua a pressare forte Rizzuto. Molinaro, la Spisa, ancora il 23, prova ad andarsene, non male l'idea, l'ultimo tocco però è di Antonino La Spisa, in mezzo a due era difficile uscirne, con il pallone tra i piedi ancora in campo. Lì a sinistra insiste il Ficarazzi, Parisi, Zangara, Parisi, il tacco, Zangara, ancora Carmelo Parisi, non c'è nessuno a sinistra, ci va lui, Zangara, Riesi, e continua il giro palla del Ficarazzi, Riesi va dietro, Zangara rischia qualcosa con un passaggio complicato, si propone Di Chiara, pallone ancora buono per Parisi, Riesi prende palla, voleva la corsa del suo numero 10, non lo ottiene, ritorna ad avere il possesso del pallone la Merlo con il suo portiere Cesare Tormina, che ha già rimesso la sfera in movimento, ancora con Molinaro, chiama il pallone La Spisa, che poi taglia perfettamente, trova lì solissima a sinistra, salvo Girgenti, 1-0, Merlo in vantaggio. A posto, lì ci sta dicendo la cagnato, dalla luce, signore. Cambia il parziale qui al Tocia, la rete segnata da Girgenti su una bellissima invenzione di La Spisa, che riprende palla, anche lui, La Spisa traversa! Potevano essere 20 secondi di onnipotenza calcettistica per Toni La Spisa,
sfortunato, e poi Molinaro prova a rifare quello che ha fatto il suo giovane compagno senza fortuna. Riparte Parisi, il destro fuori. L'errore subito del Ficarazzi con la Spisa che colpisce la traversa, una trasversale a testa, quindi prima di Chiara per il Ficarazzi, ora anche il 23 che comunque ha già portato un bonus con l'assist perfetto per Girgenti che batte Messina. Rizzuto con calma, Icara prova un'altra volta il servizio sul secondo palo, adesso Rizzuto, ancora il numero 8 scivola, forse un fallo ancora di Cara, colpisce Girgenti in maniera sfortunata. Può ripartire quindi ancora il Ficarazzi, esce di Cara, ottima giocata, ancora Rizzuto, rischia qualcosa, trattenuto, fallo e calcio di punizione. Fallo commesso qui dal neoentrato in casa Ficarazzi, Francesco Latargia, il capitano, autentico trascinatore l'anno scorso. Un Ficarazzi che conquistato la sua parte di promozione grazie alla vittoria playoff contro il Città di Marsala. Sempre di Cara al centro, il tacco di Rizzuto, c'è la chiusura di Messina, calcio d'angolo, si lamenta il Ficarazzi. Scodella Girgenti dove c'è ancora Di Cara, sempre pericoloso di sua destra, Di Cara fermato, sbilanciato, non c'è niente però da parte del signor Bellini. Anto, gioca là dentro, Anto, non puntare sempre. Quindi Messina rimette il pallone in movimento, rientrato in campo anche Poma, sbaglia il passaggio, Di Cara, ancora lui, il pallone per la Spisa, anzi riprende palla sempre il Ficarazzi, altro contropiede. Ancora il tiro, rimane il pallone, Poma lo trattiene in maniera irregolare. Tanta confusione, Marchese ha provato la conclusione verso la porta di Taormina, colpisce Poma. Lo stesso schema di qualche istante fa, inizio gara, con Poma che tira, colpisce Marchese, adesso il contrario, Marchese tira, colpisce Poma che trattiene il pallone andando in scivolata. Battuto un'altra volta Taormina, ma niente da fare, un'altra volta per il Ficarazzi. 1-0, siamo oltre la metà del primo tempo. Condori, Molinaro, Condori, lascia il pallone Di Cara, Rizzuto, Molinaro, Condori, torna a essere quasi tutti i 4 di movimento scelti all'inizio per Mister Gallo. Sono Rizzuto, unica eccezione, qua fa una grandissima chiusura. Rizzuto, bravo, numero 8, insiste ora Molinaro, quando è lui, Molinaro! Vicino al gol e poi Messina qua, salta Condori con il rilancio. Poma, poi la corsa di Marchese, un'altra volta Rizzuto in maniera perfetta. Condori, dove c'è Di Cara, sbaglia Di Cara, ancora il numero 20, Rizzuto, riprende palla Marchese, ottimo intervento, poi Zangara, può andare il Ficarazzi, velocemente dove c'è Poma, fermato da Molinaro, fallo, poi qua lo scontro tra numeri 8 e Rizzuto. Ha fatto un intervento scomposto su Zito. Si scambiano un cenno di intesa, ma l'agonismo adesso inizia a far salire il termometro della gara. 1-0 tra Merlo e Ficarazzi, fallo qui commesso da Rizzuto, che è anche il primo ammonito della gara. 46 secondi alla fine del primo tempo, ovviamente tutti da giocare.
20 di tempo effettivo. Vai dietro, 46 secondi. Oh, chiudiamo bene. Chiudiamo. Dicio. Sentite Mister Gallo sottofondo. Il fallo segnalato dal duo arbitrale è quello ovviamente ai danni di Zito e non quello successivo fatto da Molinaro. Marchese per Zangara, Poma in spaccata non riesce a prendere il pallone, prova a congelare il pallone adesso Lamerlo per terminare almeno il primo tempo in vantaggio 1-0. Rizzuto, Molinaro, Rizzuto va lontano a cercare Condori, ottima idea. Condori di prima, ancora per Rizzuto, ancora lotta con Zito. Batte subito il Figarazzi, tanta confusione, riprende palla per Lamerlo. Rizzuto prova sotto il portiere, non ce la fa. E allora contropiede Figarazzi, di cara la sporca Marchese e può andare Condori. Ritmo altissimo, adesso è fallo di Condori. Mario, attaccati là, Mario! Fallo di Condori che smanaccia su Marchese. Deve battere Zangara. Manca pochissimo alla fine. C'è ancora tempo per giocare. Allora Zito, in realtà, finisce il primo tempo 1-0 tra Merlo e Figarazzi. Per ora decide la spizzata di Girgenti su un bellissimo assist di La Spisa. A tra poco con la ripresa. Sicuramente è stata una partita di livello, è chiaro che l'andamento della partita per chi l'ha vista abbiamo creato tante palle gol, forse in assoluto la migliore per intensità e per azione, per sviluppo, per le occasioni create. Secondo me è la migliore partita che abbiamo disputato in casa. È normale che poi vincerla negli ultimi minuti c'è stata tanta sofferenza, però quello che era importante, come hai detto tu, era vincere. Sarebbe stato magari un discorso diverso se avessimo realizzato la seconda rete, perché ne abbiamo create veramente tante. Poi all'unica occasione gol loro, diciamo, su un calcio da fermo hanno raggiunto il pari allo scadere del primo tempo. Sicuramente a livello psicologico è pesato, però i ragazzi devo in modo particolare elogiarli, perché fino alla fine non hanno perso la testa, hanno tentato in tutti i modi di agguantare il 2-1, ci siamo riusciti alla fine. Questo è un grandissimo segnale di grandissima personalità, perciò è un segnale che ci deve dare ancora più entusiasmo e già da domani, perché domani siamo qui al campo, perché giochiamo sabato e dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita. Sicuramente ci godiamo questa vittoria, ma non faremo in tempo che già da domani penseremo alla prossima. Questa è la sesta vittoria consecutiva rispetto al girone d'andata, e siamo a +3 perché lì avevamo perso. Cioè, sicuramente un Gela diverso, un Gela che per atteggiamento, per qualità, per voglia è un Gela che esce sicuramente dal mercato più rinforzato. È normale che, come hai detto tu, non era facile, perché subire quell'1-1 sicuramente è stata una mazzata nella testa dei ragazzi. Sono andato a fine primo tempo, li ho tranquillizzati perché li vedevo, gli ho detto che la partita l'avremmo vinta. Chiaramente il risultato di 1-1 lo dovevamo in ogni modo metabolizzare, non pensarci più e andare al secondo tempo con lo stesso atteggiamento. I ragazzi lo hanno fatto e io penso che la vittoria è strameritata, anche se si è giunta negli ultimi minuti della partita. Quella è l'unica vera azione manovrata e gol del Misilmeri. Sapevamo che questa è una squadra che vive molto sulle ripartenze, e in quel momento della partita forse avevamo perso un po' di equilibrio e loro lì chiaramente sono ripartite. È normale che lì forse è svoltata la partita, perché lì siamo stati fortunati. Dopo quell'azione di Lavardera la squadra ha capito che si doveva riequilibrare, abbiamo fatto anche i cambi per questo, e con l'equilibrio e con la voglia, con l'atteggiamento giusto siamo riusciti a vincerla. Non ce n'è partita da sottovalutare, per me sono tutte finali, perché l'obiettivo è quello di provare a vincere tutte. È normale che è diventato un campionato emozionante, un campionato dove le due battistrada fanno punti, almeno per quello che mi hanno detto, non sono risultati dagli altri campi. Per noi sono tutte finali. Da domani inizieremo a preparare sicuramente un altro bel banco di prova, perché sappiamo che Castellammare in casa è una squadra che fa tanti punti.
Loro erano partiti anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano una nostra reazione, però è una squadra che non molla, come è la mia che non molla, e come hai detto tu, lì è un po' una partita senza esclusioni di colpi, puoi vincerla tu, la può perdere quell'altro. Loro sono stati anche più fortunati nell'ultimo giro di lancette, perché avevo un mio giocatore che era rimasto fuori, una palla contesa che poi non so perché è un po' riniziato da quella parte lì, però ripeto, non è che ci dobbiamo attaccare a tutto questo, perché io ero più felice se facevo il risultato, soprattutto per questi ragazzi che lavorano sempre dando il massimo già in settimana, e oggi era un po' un premio a tutto quello che stavano facendo nell'arco di queste 15 più 3, 18 giornate. Però non è andata bene, però mi tengo una grande prestazione e penso che chi sia venuto al Vincenzo Presti non abbia visto una partita di eccellenza, ma credo anche di qualcosa di più. Non siamo venuti qui per fare barricata, non siamo venuti qui per fare un po' la vittima del Gela. Chi mi conosce sa che le partite me le vado a giocare. Eravamo 14-15 persone che tante volte perché abbiamo degli infortunati, qualche squalificato, non abbiamo magari la possibilità di fare determinati cambi su determinati posti, e c'è anche questo, però noi siamo stati sfortunati non per i cambi, ma perché in quel momento lì è uscito un mio difensore che era Basile, e in 10 contro 11 magari quell'uomo in più che si è riversato, che era Giuliano, per cui un difensore in più, è stato bravo a fare il tap-in e a mettere palla. Riprendiamo qui dal Tocha Stadium di Palermo con qualche attimo di anticipo rispetto al normale. La gara tra Merlo Calcio 5 e Figarazzi Calcio 5 1-0 dopo i primi 20 minuti di gioco effettivo. La rete per ora di Girgenti sta decidendo l'incontro su una bellissima diagonale creata dal piede di La Spisa. Subito Poma prova a reagire, Marchese si gira lui, Marchese alto, il tentativo del numero 11, prima occasione quindi per la squadra ospite in questo inizio di ripresa. Tornini in porta per la Merlo, poi due Molinaro, Marco e Mario, Rizzuto e Condori, i 4 di movimento per Mister Gallo. Ficarazzi che risponde con Messina in porta, poi Crivello che ritorna in campo, così come Poma che aveva fatto qualche secondo alla fine della ripresa, e poi Parisi e Marchese. La creazione qua di Marchese a cercare la corsa di Crivello, sono i 4 di partenza del Ficarazzi. Qualche cambio invece per Mister Gallo rispetto a quelli che hanno di fatto iniziato la gara, con Rizzuto e Marco Molinaro al posto di Don Giovanni e Di Cara. Prova il tiro qua proprio Molinaro, fermato, prontato da Messina, poi ancora una volta Marchese, insiste il numero 11, Parisi apre all'altra parte del campo, ancora il numero 10, può imperversare Parisi, o sul destro, fermato, allora Rizzuto, rischia il numero 8, Condori, palla per lui, si ricomincia. Ficarazzi che viene alla grande vittoria per 6-3 contro l'Atletico Monreale, ma invece viene una sconfitta meritata per molti sul campo dell'Acagas. Forte comunque di una posizione di classifica proprio ai piedi della zona playoff. Attenzione qua Rizzuto, prova a insistere, fermato da Poma che con forza e veemenza chiude il numero 8. La palla comunque per Molinaro, la lascia a Vincenzo Rizzuto, che è anche l'unico ammonito della gara dopo i primi 20 minuti di gioco. Rizzuto, dove c'è un'altra volta
il buon Molinaro, fermato, rimessa per la Merlo. Deve battere Marco Molinaro, sistema però la posizione il signor Graziano di Ragusa, lascia Molinaro, batte Mario Molinaro, allora Rizzuto, giro palla della Merlo, sempre molto spregiudicata, ancora Molinaro si gira, la parata con l'anca di Parisi, quindi effettua lui il ruolo del portiere invece che Messina. Condori, ancora lui, le giocate, torna e c'è Molinaro, guarda la porta il numero 30, si riappoggia a Mario Molinaro, lo scambia ancora con lui. Rizzuto, libero a sinistra, può andare Rizzuto, ancora Poma a rendergli dura la vita Marco Molinaro, passaggio impreciso, deve ripartire quindi Ficarazzi, attenzione a Poma, Condori a fermarlo, Poma, Condori, ancora Poma, sempre Condori a disturbarlo, ottimo lavoro del numero 7, conosciuto più che altro per la sua fantasia in zona offensiva, ha fatto una grande chiusura dietro. Molinaro, Marco Molinaro, che poteva avere sulla coscienza questo contropiede del Ficarazzi. Lungolina, non c'è nessuno, sul suggerimento di Mario Molinaro, anche su suggerimento di Mister Gallo, che voleva il pallone lungo linea, non c'è nessuno per a prenderlo, rischia del Ficarazzi, Poma sfortunato nel passaggio di ritorno di Crivello, ancora Marco Molinaro, può anche liberare il sinistro, torna sul destro, sempre il 30, riappoggia dietro Rizzuto, guarda la porta, si riappoggia un'altra volta invece a Molinaro, fermato il pallone, preferisce appoggiarsi a Tormina, che non la può prendere con le mani, e va lontano, Messina di testa, addirittura Rizzuto prende palla, Condori, Messina, ancora Condori, ancora Messina sulla linea, poi Marchese non riesce a spazzare, Merlo che insiste, la contraerea qui di Parisi, Rizzuto, altra grande occasione per la Merlo, abbiamo visto di chiusure sulla linea anche nella prima frazione, a parte la formazione di casa, sempre in quella porta lì comunque, stavolta vicino al gol Condori, fermato però da Messina nonostante l'errore in fase di interdizione. Attenzione a Crivello, si accentra Condori un'altra volta, più lucido dietro che davanti Miguel Condori. La gara però è bellissima, viva, il punteggio potrebbe ingannare, Merlo 1, Ficarazzi 0, sono due squadre che segnano molto, 58 gol il Ficarazzi, 54 all'inizio di questa gara per la Merlo, ora 55. Conclusione provata da Poma, fermato da Molinaro. Si capisce tanto invece il club ospite, 95 reti subite alla vigilia di questa gara, 96 con quella di Girgenti di oggi. Prova poi subito sul secondo palo, Marchese fermato, Tormina poi ha sbattuto sulla porta spostando di un po', per fortuna non c'è nulla di grave per il portiere della Merlo, ha rischiato, però qui la squadra di Mister Gallo con Marchese che davanti alla porta non è riuscito a pareggiare i conti, da una mattonella simile a quella dei Girgenti nella prima frazione, con la sola differenza che il suggerimento di Poma era aereo. Da Rizzuto, ancora Di Cara se ne va, così grande giocata, fermato Rizzuto da Poma, continua il duello tra il numero 8 e Poma. È entrato Di Cara, è entrato Finazzo nello schieramento di Mister Gallo. Molinaro, quella per Mario Molinaro, Finazzo insiste, spinto, poi a dietro colpisce Parisi in maniera troppo veemente, calcio di punizione.
Magari si fa vedere anche il segno del fallo di Finazzo al signor Graziano. Ottimo qua il controllo di Marchese che non riesce per aggirarsi. La regola del pivot, controllo e giro. Il primo è riuscito, il secondo no a Marchese. Ancora pallone buono di Finazzo, arriva Molinaro davanti alla porta, non può sbagliare Marco Molinaro, 2-0. Esultanza a far vedere il petto del numero 30 che non poteva sbagliare questo gol. Il pallone è arrivato perfetto per lui, un invito a nozze. Marco Molinaro che trova il raddoppio, 2-0 Merlo, che adesso magari può anche gestire in maniera più sicura, ma Ficarazzi che deve opporre una reazione rabbiosa per cercare di rimanere in partita. Marchese che ha avuto la più ghiotta occasione dei suoi in questa ripresa. Zangara, Poma, ancora il 12, se ne va, ma solo per un attimo, perché bravo poi Bongiovanni a chiudere, è entrato lui al posto di Rizzuto. Finazzo e Molinaro come quota. Attenzione adesso a Marchese, le giocate del numero 11. Pallone qui di disponibile. Zangara. Pom. Ancora Poma fermato con fallo da Bongiovanni. Si lamenta Danilo Bongiovanni anche nei confronti del direttore di gara, poi lo calma e tutti i suoi compagni lo richiamano anche per evitare magari sanzioni disciplinari. (2-0) Merlo, calcio di punizione per il Ficarazzi, va Zangara, colpisce Finazzo. Ancora Zito sul punto di battuta, esce Tormina in maniera sconsiderata, calcio di rigore. Calcio di rigore in ritardo Taormina. Fallo su Poma che adesso sembra essere quello più bersagliato dai suoi avversari. Marchese sul punto di battuta per dimezzare lo svantaggio. Taormina dopo aver commesso fallo deve redimersi e rimediare al suo errore. Fischia il direttore di gara, va Marchese, perfetto il rigore, 2-1 e time out. Ingenuità difensiva della Merlo dimezza lo svantaggio il Ficarazzi, gol di Marchese che si era reso pericoloso qualche minuto prima, ora trova il gol del 2-1. Lo vedete Stergallo che dà qualche indicazione ai suoi, scusano anche i due arbitri della gara, magari su questo rigore segnalato, corretto da assegnare per via del fallo di Taormina. Rientrano in campo i ragazzi della Merlo, i due Molinaro, Finazzo e Bongiovanni pivot. Invece per quanto riguarda il Ficarazzi, Poma, Marchese, Zito e Zangara. Movimento ovviamente, rimane sempre come portiere invece Messina. Avanti il pallone di Molinaro, senza nessuno che proprio prende questo pallone. È arrivata la reazione del Ficarazzi,
Adesso è tutta un'altra gara in questo finale. Merlo 2, Ficarazzi 1. La gara è viva. Palla ancora per Poma, ottima idea. Spunta Marchese davanti alla porta, fermato da Finazzo addirittura. E può ripartire il numero 5. Proprio Finazzo preferisce forse riappoggiarsi dietro. Fa bene e fa passare secondi. Bravo Davide Finazzo. Molinaro lo scambia ancora. Pallone per Bongiovanni. Apre, c'è Molinaro. Poma addirittura si è disteso come un coccodrillo a fermare questo pallone. Marchese dall'altra parte per Poma che controlla. Poma se ne va. Ancora una volta Poma fermato con fallo. Calcio di punizione. Finazzo era già a terra. Colpisce Poma. Calcio di punizione. Tony! Tony! Oh, vivo la starile! Tony! Sulla barriera Finazzo, Mario Molinaro, anche Marco, anzi no, il 30 si stacca. Tormina unisce i due uomini in barriera a difendere il palo. A distanza, Tony! Retrocede ora Finazzo, si aspetta il fischio degli arbitri. Va Zangara! Il pareggio del Ficarazzi! L'esistenza rabbiosa di Zangara! Ribalta tutto il Ficarazzi di rigore e di punizione. Marchese e Zangara, i calci piazzati fanno sorridere la squadra ospite. 2-2 al Toccia, tutto di nuovo in equilibrio. Rizzuto per Bongiovanni, deve reagire alla reazione del Ficarazzi, si deve opporre la controreazione di una Merlo sfiduciata. Palla per Poma. Ed è per Zangara, non è male. Rizzuto la mette fuori. Ancora Marchese, prova Poma, insiste Poma. Finazzo lo chiude e può ripartire Bongiovanni in contropiede. Poma tocca per ultimo, poi Messina rischia, passa il pallone, prova Marchese che si va a fare fallo. Ancora Marchese, favoloso nel controllare questi palloni. Dovrebbe anche essere stato il quinto fallo questo. Aspettiamo conferme da bordo campo. Fatto sta che il Ficarazzi gira palla, arriva comunque a Poma e poi il tiro di Zito fuori misura. Bella gara però, sicuramente. Adesso Bongiovanni lì a sinistra, vuole la diagonale per Finazzo, forse un tocco con il braccio, riparte Poma, Bongiovanni, una furia, riprende palla e poi Finazzo, largo a destra, si accenta il 5, ancora Finazzo, la giocata, Finazzo al centro! Messina riprende palla, tanta confusione, ma riesce a uscire. E poi Zangara con calma. Zangara va lontano a cercare Marchese, palla fuori misura. Nel frattempo a terra Poma. Problema per lui, sta per tornare in campo Riesi. Problema vie respiratorie per Poma. Un po' debole il numero 12, accompagnato fuori. Stanchezza di una gara complicata, difficile, ma che sta portando davvero
molto bene ha preso Poma. Entra Riesi al suo posto, meritato riposo per il 12. Rizzuto, Finazzo, ancora Di Cara, Bongiovanni per il 20. Di Cara si accentra, fermato da Zangara. Palla ancora buona quindi per Lamerlo. Può giocare Finazzo. Di Cara, ancora il 20, aspetta, torna e c'è Rizzuto con calma il numero 8, ancora Finazzo, prova a fare qualche giocata, pallone che torna, Bongiovanni. Di Cara, metodico per ora il possesso palla della Merlo, a cercare qualche buco, a cercare la fantasia dei suoi giovani oppure la forza dei suoi esperti. Ancora Marchese, errore di Cara che sta per pagare carissimo, perché di parole fortuito. La Merlo, Rizzuto poi esce in qualche modo Zangara. Gara che adesso sta continuando ad arricchirsi di significati. 2-2, Merlo, Figarazzi per 3 punti che sarebbero oro, sarebbero respiro puro, ossigeno per entrambe le squadre, più forse per il Figarazzi che si trova al terzultimo posto in classifica con 12 lunghezze, 14 l'Isola in quart'ultima, poi 11 San Vito e Canicattì. Ora invece diciamo ai piedi della zona playoff, 24 punti. Rizzuto, Di Cara, Rizzuto, pressing violento del Figarazzi, il tiro poi provato da Bongiovanni. Messina è bravo perché vuole Marchese, non è pressato l'11, può girare allora con facilità Riesi, ma sbaglia il passaggio di ritorno. Ancora Bongiovanni, se ne va, spia tra i due capitani, la Targia e Bongiovanni, riprende palla il 7, ancora la Targia, dove c'è Riesi, giocata del numero 9, un'altra volta dispone di questo destro velenoso. Ancora Merlo, Di Cara, Rizzuto, sempre giro palla per i ragazzi di Mister Gallo. Finazzo, prova ad andarsene Finazzo, poi Rizzuto, ultimo tocco del numero 8. Time out chiamato dal Figarazzi e 2-2. Era avanti di 2, la Merlo ha recuperato il Figarazzi, cercando di capire anche quanto manca alla fine. Mettiamo uno sguardo a Videocam, ai due arbitri, a rapporto. Non ti ambicciare, sai, è spiegato mio. No, l'errore che fece. 2-2, ancora tra Merlo e Figarazzi. Dai la palla, gioca. Ah, prima le palozzo ok. Vediamo anche il pubblico del Toccia Stadium, un epicentro di passione di futsal, quello che rappresenta il Toccia per la comunità palermitana. E adesso pallone per il Figarazzi, fischia il signor Graziani. La Targia, Riesi, Zangara, Marchese prende palla, Rizzuto, Condò, anche a lui, trova Di Cara, prova ad andarsene Di Cara, bloccato con fallo dalla Targia. Poi non riesce subito a battere Di Cara, c'è un giallo. È dietro! Pronto per il signor Graziano. Ciccio! Giallo per la Targia.
Calcio di punizione per la Merlo. È una grande occasione questa. Signore, dietro! 5-1. La targia. Ciccio, non vi muovete! Oh, silenzio! Silenzio! Ma che è complicato la palla? Calcio di punizione. C'è Molinaro sul punto di battuta. Quando batterà mancheranno 6 minuti di gioco alla fine. Fischia il signor Graziano. Molinaro guarda di cara, prova il tiro. Messina non trattiene, ma comunque manda lontano Riesi. Touche per la Merlo. Ancora di cara, guarda i suoi, rischia con questo passaggio per Molinaro. Taormina poi non è preciso nel servire Bongiovanni. Ancora Merlo, Condori in mezzo a 3, se ne va Bongiovanni, la parata clamorosa di Messina. Bravissimo, il 30, ancora Bongiovanni, ancora il destro, ancora Messina. Bravissimo, il portiere del Figarazzi che fa un po' a vuoto. Zangara va lontano per Marchese, riprende ancora Molinaro, insiste il 9, deviazione di Zangara e poi la targia, passaggio impreciso, Riesi prova ad arrivarci, l'ultimo tocco è del numero 9 del Figarazzi. Ancora Molinaro quindi, largo a sinistra, Di Cara prova a inventare, ancora il 20, destro fermato Condori, deviazione finale di la targia. Di Cara, ancora lui, non è ancora buono. Condori di prima a cercare Di Cara per Molinaro. Messina andare lontano, Di Cara arriva sul pallone, bravissimo qui, Condori in aria entra, Condori al centro, trova Bongiovanni, il capitano. 3-2. Terzo gol consecutivo per Capitan Bongiovanni. Dopo Bagheria, Akragas, si aggiunge anche il Figarazzi e questo è un gol pesante perché a 5 minuti alla fine può valere i 3 punti, ma ancora c'è un'epopea da vivere, da gustarci tutta tra Merlo e Figarazzi. Riprende palla Rizzuto, ancora il numero 8, insiste Rizzuto, trattenuto da Poma. Lotte greco-romane, ancora insiste Rizzuto, fallo di Rizzuto. Sesto fallo mio! Va Graziano a parlare col numero 8, tanta confusione adesso. Arbitro, ma non lo vedi che tira la maglia, ma come si combina? Graziano dice meglio che esci a Rizzuto. C'è da morire, Una minaccia velata per il numero 8 che rischia, visto che è già ammonito. La palla chi mano, ma nasce la palla chi mano. Tiro libero per il Figarazzi. Un'ingenuità, quella di Rizzuto. E l'occasione. Ha fatto gol di rigore e di punizione il Figarazzi. Ora con Zangara vuole completare il terzetto dei calci piazzati. Va Zangara! 3-3! C'è un tempo, stiamo qua! Calma, dai! Un Figarazzi che dal dischetto è mortifero. 3-3! Gara bellissima. Ancora Di Cara, palla Condori, prova ad andarsene lui. Condori, Di Cara al centro, fermato Condori, ma non c'è niente. Attenzione a Poma che insiste, arriva Di Cara senza fare fallo. Ancora Poma, sempre Poma, fermato da Molinaro che con calma gira il pallone per Rizzuto. Di Cara solissimo a sinistra, ancora il 20, la diagonale fermato. Allora Molinaro, tutta avanti la squadra della Merlo, vuoi 3 punti, anche il pareggio sarebbe
un bicchiere per metà vuoto. Ancora Di Cara, fermato, deve ripartire con i Figarazzi. Marchese, possibile contropiede bianco-blu. Marchese apre dove c'è il numero 8 Zito che ricomincia. Poma, prova il destro, Poma, Rizzuto prende palla, Molinaro. Di Cara, ancora Di Cara accetta di essere un po' più compassato. Palla per Molinaro. Di Cara, ancora il 20, ancora Di Cara, prova a girare Molinaro. Condori, Condori, va dove c'è Rizzuto, lo scambio con Di Cara, riguarda la porta, fermato da Zito. Poi deve correre il 20 perché Zito stava cercando di arpionare questo pallone. Ancora Merlo, ancora Rizzuto, ancora Di Cara. Molinaro, guarda la porta, deviazione, calcio d'angolo. 3 pari, manca sempre meno. Molinaro, guarda la porta, lo fa partire ora il destro. C'è deviazione di Messina. Condori, torna dietro ancora per Molinaro, che è il destro caldo. Apre però per Di Cara, vuole Rizzuto, il movimento lo fa il numero 8, lo scambio c'è! Messina! Un'altra volta, reattivo e attivo, il numero 30. Condori, batte Di Cara senza farsi fare fallo. Ancora Rizzuto, chiama la corsa al numero 30. Contratto forse Rizzuto. Molinaro, ancora per il numero 8. Deve creare qualcosa. Condori. La palla senza troppa intensità. La Merlo. E qui Figarazzi che accetta di creare confusione in mezzo al campo, anche perché un possibile fallo a favore porterebbe un altro tiro libero. Rizzuto per Di Cara, ancora il 20, deviazione doppia, se ne va Marchese, ancora il numero 11, Marchese fermato però da Buon Giovanni. Molinaro, sempre lui, Molinaro colpito e Zangara mette il pallone in rimessa laterale. Ancora Condori, ancora Merlo che insiste, che vuole la vittoria. Di Cara controlla, larga a destra, ancora Di Cara, insiste, colpito, calcio di punizione. Calcio di punizione per la Merlo. Condori guarda Di Cara, guarda anche Molinaro. Mario fatturare, oh! Condori per Molinaro, fermato. Quindi Di Cara, controllo difficile e attenzione perché può ripartire Poma in contropiede. Ancora Poma, vince un rimpallo, ne vince un altro. Riprende palla Condori. Rizzuto, palla per Di Cara, ha avuto l'occasione sui piedi Poma. Ancora Condori, fermato da Marchese, bravissimo. Messina lascia Zangara, il tempo passa, sta per finire la gara. Lunga. Zangara apre per Poma, il non è male. Era uscito il pallone, Passati 30 era secondi, uscito oh! anche Taormina. 30 secondi alla fine. Molinaro, Condori, lo scambio non si chiude. Poi Poma, spinto, non c'è niente, di palla al centro. Ancora Di Cara. Bloccato. Quindi Marchese, contropiede Figarazzi che si chiude. Taormina manda lontano ma in maniera imprecisa. Va bene. Oh, Zanga. Ancora tutto in discussione.
Mario! dal Toccia Stadium di Palermo. Zangara la tocca per ultimo Rizzuto, rischia sempre il numero 8 perché è già ammonito. Poma continua ad avere problemi. Poma ancora a terra. Ha voluto a tutti i costi tornare in campo il numero 12, ma sembra in deficit di ossigeno. Rimane in campo. Ma non ti coglione, stai stare zitto! Dai, stare zitto! Dietro, raga, a posto! Adesso per il Figarazzi potrebbe davvero essere l'ultimo battito di questa partita. Ridà il pallone alla Merlo, il numero 12 marchese, ma finisce qui. Merlo 3, Figarazzi 3, tutti in equilibrio in una gara decisa dal dischetto e dall'intensità di un bellissimo incontro di futsal. Un punto in testa per Merlo e Figarazzi e il primo punto in trasferta per la squadra bianco-blu. Merlo che invece passo dopo passo si costruisce l'obiettivo primario di questo campionato, che è la salvezza. Ricordiamo punteggio e marcatori 3-3 qui dal Toccia Stadium. Merlo che era andata in doppio vantaggio con le reti nel primo tempo di Girgenti, nel secondo di Marco Molinaro, poi il rigore di Marchese, la punizione di Zangara aveva reso tutto nuovamente in equilibrio. Il 3-2 siglato poi alla fine da Capitan Bongiovanni sembrava poter essere definitivo, ma alla fine pareggia da tiro libero il Figarazzi per completare il terzetto dei calci piazzati, sempre col numero 4 Zangara. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Toccia Stadium di Palermo e alla prossima con lo spettacolo della Serie C1 qui sui nostri canali di Sportissimi.